Grazie al tempo siamo riusciti a realizzare questa bellissima manifestazione grazie a una nostra commissione, la commissione ludico-sportiva che organizza appunto questi eventi, grazie anche a tutti gli sponsor che veramente ci hanno sostenuto per realizzare questi giochi in strada 2013 organizzati qui nella città di Mantova, nelle vie cittadine, appunto per recuperare quegli spazi una volta che erano teatro dei giochi. E veramente dobbiamo dire che abbiamo visto il coinvolgimento di famiglie, ma soprattutto di tanti bambini che attraverso il gioco sono riusciti anche a costruirsi il proprio gioco, e questo era uno dei punti fondamentali di questa iniziativa. Recuperare sì gli spazi cittadini, ma anche consentire ai ragazzi che oggi il gioco è tutto internet o via web, riescono a costruire appunto il proprio gioco, come lo sciancol, come la sciaffetta, ma anche i giochi tipo il Forza 4, lo Shanghai gigante, gli scacchi viventi. Questa giornata ovviamente si affianca a tutte quelle attività del Centro Sportivo Italiano, attività che vanno dal calcio alla pallavolo, calcio 5, attività di squadra, nonché tutti gli sport individuali quali il judo, la ginnastica artistica e poi tutte le attività che da diversi anni stiamo portando avanti con i diversamente abili, quindi recuperare attraverso il gioco anche queste persone che hanno veramente bisogno di fare attività sportiva, di stare insieme alle persone. Questa giornata qua è partita da un'idea del CSI di riprendere i giochi di una volta, e si è deciso di fare nel centro storico di Mantova un percorso ludico che parte da Piazza Manzoni con un laboratorio di aquiloni sino ad arrivare in Piazza Virgiliana, dove c'è tanti giochi, tra cui i giochi giganti. In Piazza Erbe abbiamo inserito sempre i giochi di una volta, tra cui la campana, il salto della corda, i biliardini, e altri due laboratori in Piazza Broletto che sono i fuciletti elastici e la cerbottana. Questa festa è aperta a tutte le famiglie. Tantissime organizzazioni di volontariato hanno supportato la realizzazione, tra cui Avis, Croce Rossa, i Boy Scout e Unicef e Comitato di Mantova, e dobbiamo anche ringraziare tanti sponsor che ci hanno supportato nella nostra idea.